Veneto Banca, la procura avvia un'inchiesta per bancarotta e si aprono nuovi scenari per i risparmiatori truffati. I tempi di prescrizione infatti si dilatano. 54enne di Chioggia, picchiato selvaggiamente da un malvivente marocchino per appena 20 euro. La vittima non denuncia per paura, ma il bandito viene incastrato da un video che aveva girato durante la rapina. Dico sì al censimento dei campi rom, ma non criminalizzateci tutti. Ai nostri microfoni le parole di una matriarca rom trevigiana. Non siamo diavoli, invito Salvini e Zaia a casa mia. Maggioranza spaccata in regione sulla proposta di istituire un inno veneto, bocciatura e tensione anche tra gli alleati di governo a Roma. Lega Movimento 5 Stelle. Blitz dei carabinieri in un appartamento trasformato in bordello a Castelfranco, tra i clienti numerosi professionisti della città che approfittavano della pausa pranzo. Oltre 100 militari in mare, altri 70 a terra e 21 imbarcazioni messi in campo dalla Guardia Costiera per il pattugliamento estivo del litorale veneziano. Giovane e giovanissimi obesi o in sovrappeso, uno studio della Università di Padova dimostra le responsabilità dei genitori, in particolar modo le mamme che non riconoscono il problema. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di banche venete, o meglio delle ex popolari venete, del crack di Veneto Banca in particolare. Una Veneto Banca già fallita ormai più di un anno fa, la procura avvia infatti una nuova inchiesta per bancarotta e quindi si aprono nuovi scenari per i risparmiatori truffati perché i tempi di prescrizione si dilatano. Crack Veneto Banca, la Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un'inchiesta per bancarotta per distrazione, con il primo importante risultato di far slittare in avanti e non di poco i termini per la prescrizione dei reati contestati ai vertici della Popolare di Montebelluna, e questo in base al pronunciamento del Tribunale fallimentare di Treviso, che ha a sua volta accolto un'istanza di insolvenza per l'istituto di credito. Secondo i giudici era già insolvente prima della cessione del ramo d'azienda Intesa San Paolo, come a dire che Veneto Banca era già fallita un anno fa. Già allora non era più nelle condizioni di pagare i suoi creditori. Una bancarotta di proporzioni imponenti, quasi 600 milioni di euro, che lascia prefigurare a questo punto diverse novità. La prima, il possibile coinvolgimento nelle indagini anche di amministratori successivi alla gestione del presidente Flavio Trinca e dell'amministratore delegato Vincenzo Consoli, in particolare chi abbia permesso la vendita di azioni baciate e chi abbia erogato finanziamenti agevolati per evitare che soci intenzionati a vendere i propri titoli indirizzassero altrove i loro investimenti. La cerchia dei potenziali responsabili si allargherebbe e con essa le possibilità dei truffati di rientrare delle perdite. L'avvocato trevigiano Luigi Fadalti, tra i primi a chiedere al Tribunale fallimentare l'insolvenza di Veneto Banca, afferma ora che la decisione potrebbe dar luogo anche ad azioni revocatorie per pagamenti successivi, fra i quali anche le transazioni accettate da molti soci che la scorsa primavera sono rientrati del 15% della cifra persa, impegnandosi in cambio a non aprire contenziosi. Un fronte importante dunque per quanto riguarda Veneto Banca. Intanto a Vicenza oggi si è riunita la prima giunta del sindaco Francesco Rucco e all'ordine del giorno gli interventi del comune sul crack di Popolare Vicenza. Quando la cronaca diventa storia. Gli annali ricorderanno che la prima giunta di Francesco Rucco si è riunita la mattina di mercoledì 27 giugno 2018 con all'ordine del giorno il crack BPV. La commissione regionale d'inchiesta sulle banche, rappresentata da Giovanna Negro, Sergio Berlato e Antonio Guadagnini, entra a Palazzo Trissino. Il nuovo sindaco vuole definire come il comune di Vicenza possa contribuire alle richieste che saranno presentate al governo, a cominciare dalla costituzione di un fondo per le famiglie e le imprese danneggiate. Io ritengo che il Comune deve farsi parte attiva rispetto ai danneggiati della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Da questo punto di vista è stato raccolto immediatamente nell'arco di pochissime ore la disponibilità dell'ufficio di presidenza della commissione d'inchiesta sul danno delle banche popolari venete e ci siamo incontrati, abbiamo condiviso la volontà di fare un percorso istruttorio in cui diamo loro delle informazioni sul punto di vista di Vicenza città, sul piano sociale ed economico, e sosterremo con loro delle iniziative affinché il governo finalmente istituisca un fondo di risarcimento. Si è instaurata una importante collaborazione tra l'amministrazione comunale di Vicenza, il sindaco Rucco e tutta la sua giunta,
con la Regione del Veneto, garantendo anche una massima collaborazione con gli esponenti del Parlamento nazionale per fare in modo che i risparmiatori che sono stati vittime di queste iniziative da parte degli amministratori delle banche possano essere totalmente risarciti e quindi che possano tornare in possesso dei loro risparmi. Un fondo di ristoro è fondamentale per quei risparmiatori che hanno perso tutto, ma ora, dopo il colpo, potrebbe arrivare il contraccolpo del crack, con le difficoltà che troveranno molti imprenditori veneti qualora gli verrà chiesto di rientrare con le esposizioni bancarie. Poche ore prima di incontrare il sindaco di Vicenza, i 3 membri della commissione sulle banche hanno firmato una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale che impegna la giunta di Luca Zaia ad attivarsi con il governo perché venga approvata una norma che eviti la prescrizione degli eventuali reati commessi. Si chiede inoltre che i tribunali di Vicenza e Treviso possano avere a disposizione un adeguato numero di giudici e di personale per svolgere e arrivare nei tempi più celeri possibile a dare risposta definitiva ai tanti cittadini e alle imprese coinvolte dal crack. Riteniamo indispensabile sottolineare l'intenzione già manifestata da parte del sindaco Rucco e della sua giunta di fare in modo che il Comune di Vicenza possa costituirsi parte civile nel procedimento in corso nei confronti degli amministratori delle banche popolari venete, confermando l'intenzione di rendere quanto più agevole possibile l'accesso agli atti da parte di tutti gli aventi diritto. Dalle banche Veneto, dalle parole del sindaco di Vicenza Francesco Rucco e del membro della commissione di inchiesta sulle banche Sergio Berlato, alla cronaca, la cronaca di una selvaggia rapina, un 54enne di Chioggia che è stato picchiato fino a svenire per appena 20 euro e un cellulare. Il bandito però ha commesso un grave errore, cioè si è filmato mentre compiva questa rapina e questo ha portato a incastrarlo perché la vittima per paura non aveva denunciato. È stato picchiato selvaggiamente fino a svenire per il dolore, ma per la paura la vittima non solo non aveva denunciato l'aggressione, ma non si era nemmeno fatta medicare. E a distanza di mesi, grazie alle indagini, i carabinieri hanno fermato il presunto autore della violenza, un marocchino di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di rapina. Occupava una casa abbandonata a Solesino, Bassa Padovana, la vittima invece è un 54enne di Chioggia. Probabilmente l'autore aveva assunto alcolici e ha colpito più volte al volto la vittima anche con una bottiglia, facendogli perdere i sensi. Rubati 20 euro e il cellulare, il marocchino era fuggito. A far partire le indagini un video. Il presunto aggressore infatti si era filmato mentre picchiava a sangue il 54enne e poi aveva fatto girare il filmato tra amici e conoscenti. Uno di loro si è rivolto ai carabinieri. Nel video si vedeva l'aggressore ma non la vittima, identificata grazie all'aiuto di alcuni cittadini. Ritraeva proprio il pestaggio. E questo video si vedeva chiaramente l'autore del pestaggio, però era un soggetto che non era noto. Raggiunta la vittima è emerso il retroscena. Quando ha visto i carabinieri ha sostanzialmente riferito tutto e ha formalizzato la denuncia spiegando che all'epoca dei fatti era terrorizzato per paura di ritorsioni. Il marocchino è stato fermato mentre prendeva l'autobus con un biglietto del treno per Verona. Inquietante la scelta di girare il video e mostrarlo ad altri. Sicuramente un gesto di spavalderia, anche perché poi il video è stato trasmesso da altre persone. Si continua a discutere della questione censimento Campi Rom, censimento Rom, dopo le parole della settimana scorsa del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. È una discussione che ovviamente si è estesa anche alla stessa comunità Rom. E allora abbiamo intervistato, abbiamo sentito il parere di una matriarca Rom trevigiana su questa vicenda, su questo dibattito. Sentiamo che cosa ci ha detto. Sì, sono una Rom. Che cognome fa? Udoro Silvana. Lei non è una zingara qualunque, ha 65 anni, da 40, non vive più in una roulotte ma in una casa, questa, a Treviso. In compagnia di 3 dei suoi 26 nipoti e bisnipoti ci invita ad entrare, confida di stimare Matteo Salvini e il suo censimento sui Rom. Proposta, per Rom sembra che come Hitler che è venuto una volta e ci metteva un campo concentramento e ci ammazzavano tutti quanti, ebrei e zingari erano soltanto.
mira di loro. Io penso che Salvini non è così, io lo vedo giusto quello che sta facendo da una parte, però no che prende diti, timbri, schede di cittadini italiani e rom che sono tanti anni qua per tutta l'Italia, che sono cittadini, che hanno sue case, che hanno lavorato, poveretti. E quando le si dice che noi italiani il più delle volte si pensa agli zingari come ladri, truffatori ed estorsori, rivela. Non dico che siamo angeli, ma nemmeno non siamo diavoli. Il censimento con la polizia andrebbe fatto anche in sede parlamentare, soggiunge. Diventano peggio di rom, diventano peggio. Cioè ladri? Ma ladri sì, carissima, ladri, hanno derubato, non è che sono andate io dentro, ma si vede su televisione, parlano loro tra loro, però loro non si mangiano tra loro, lupo la sua carne non la mangia. Nel frattempo tra gli zingari del resto d'Europa si sparse la voce del censimento italiano, generando una paura diffusa, racconta. Hanno paura a venire, hanno paura a entrare, perché hanno visto, secondo loro, che l'Italia è più pericolosa per rom. Che Salvini vuole fare come Hitler che faceva una volta, che prendeva tutti i rom, li schedava, li faceva, e questo hanno molto paura per questo. L'invito a Salvini di tornare a Treviso per trascorrere insieme a Zaia una giornata con lei e la sua famiglia affinché possano conoscere meglio gli zingari e le loro tradizioni. Per incontrare anche Zaia, anche Salvini, con gran piacere, che gli offre un buon caffè, che parliamo, che devono vedere cosa significa Rom. Rom significa amore, perdono, molto, amore e perdono. Intanto però a Treviso c'è anche l'altra faccia della medaglia e la situazione di una via Bindoni, dove ieri una banale discussione ha acceso gli animi ancora una volta tra Sinti e Rom. Sopralluogo oggi pomeriggio del sindaco Mario Conte con il messaggio chiaro: tolleranza zero. Una strada dove la gente evita di passare e la quotidianità è una via blindata per i residenti. E questa oggi via Bindoni, davanti al carcere di Santabona. Case popolari assegnate ai Rom che un tempo vivevano nel piazzale tra Fiera e Selvana, sgomberate dall'allora sindaco Gentilini. E da qualche mese luogo dove sono state parcheggiate 2 roulotte di altrettante famiglie Sinti, una scelta che sta innescando in continuazione tensioni che sfociano in violenze a tutte le età. L'ultima ieri pomeriggio tra giovanissimi, finita in una sfida in strada, coltelli in mano tra genitori, che solo grazie all'arrivo delle forze dell'ordine non è finita nel sangue. Etnie che non si sopportano e che temono costanti ritorsioni ad ogni minima azione. Per questo chi ci parla non vuole essere inquadrato. La situazione qui in via Bindoni, quando c'era Manildo e il sindaco, hanno mandato qua dei Sinti con le roulotte, che li hanno sistemati così alla buona. Non è una cosa da civili questa cosa qui. O prendono un provvedimento di dare le case popolari adeguate alle famiglie, al nucleo familiare, non gente con 5-6 bambini su una casa piccola, che prendono provvedimenti di spostare questa gente, perché qui un giorno viene fuori un macello, per niente poi. E per capire meglio la situazione, oggi pomeriggio il sindaco Conte si è recato tra casa e roulotte con un messaggio ben preciso per tutti. Non abbiamo intenzione di lasciare la situazione così com'è, ci sono dei nodi che vanno risolti, coinvolgerò il questore e la prefettura perché la situazione è esplosiva, quindi da troppo tempo i cittadini subiscono questi disagi legati appunto alla presenza di 2 etnie diverse, bisogna prendere delle soluzioni drastiche, così non si può andare avanti, la festa è finita per tutti. Adesso una notizia che arriva dal laboratorio di microbiologia di Padova, che ha comunicato oggi la positività per il virus West Nile, il virus del Nilo, in un paziente ricoverato da sabato scorso presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. Si tratta del primo caso dell'anno in un paziente di 59 anni residente a Polesella. L'uomo versa in discrete condizioni e reagisce fortunatamente positivamente alle cure prestate. Ed ora è il caso dell'inno veneto bocciato in Consiglio regionale nel pomeriggio e nella serata di ieri, una maggioranza battuta, spaccata in Consiglio regionale proprio sulla questione dell'inno veneto. È una tensione che sale e continua a essere forte tra quelli che sono alleati di governo a Roma, cioè Lega e Movimento 5 Stelle.
L'armonia romana tra Lega e Movimento 5 Stelle non sembra avere alcun effetto sulla politica veneta, dove tra Carroccio e Pentastellati l'atmosfera è tutt'altro che distesa. Durissimo il commento del capogruppo grillino a Palazzo Farrofini Jacopo Berti sulla vicenda dell'inno veneto. La proposta di modifica allo statuto non è passata per un solo voto a causa delle divisioni interne alla maggioranza, con Forza Italia e Fratelli d'Italia perplessi di fronte all'idea identitaria di un inno regionale. L'ennesima baggianata purtroppo che porta in aula questa giunta è la cosa assurda, allucinante, che poi non hanno nemmeno i voti necessari per approvarsela. Questo purtroppo è l'ennesima dimostrazione di giornate e di denaro buttato via qui in Consiglio regionale, perché al posto che affrontare temi fondamentali e importanti come la sanità veneta, come la riduzione delle tasse, come il nostro territorio, purtroppo vediamo che vengono portati avanti dalla giunta regionale leghista. Lega e Lista Zaia difendono invece a spada tratta la proposta di un inno veneto e promettono che la questione non finirà qui. Sicuramente magari l'inno veneto può non essere considerato una priorità, però noi veneti e appunto noi Lega e Lista Zaia in Consiglio regionale Veneto questa cosa ce l'abbiamo dentro e sicuramente non può togliersela nessuno. A chi ci accusa di aver perso tempo e denaro ricordiamo che si trattava di una proposta a costo zero, fa presente il leghista Alberto Semenzato, e se la discussione si è protratta a lungo è stato solo per la quantità spropositata di emendamenti inutili presentati dalle opposizioni. Poteva essere trovata una mediazione magari sull'inno, che poteva benissimo essere la canzone del Piave, degli Alpini, purtroppo è andata a finire così, ma credo ci sarà una nuova proposta con un PDL ad hoc. Ma intanto i veneti cosa ne pensano? Siamo andati a Treviso a chiedere un po' il parere della gente, una gente divisa tra chi vorrebbe un inno veneto e invece chi preferirebbe mantenere la situazione così com'è. Il Veneto ce lo deve avere o no il suo inno ufficiale? Sì, certo, certo. No, io sono per la canzone del Piave, la leggenda del Piave. Una roba così, una roba che ricordi gli Alpini, una roba del Piave, una roba che ricordi il nostro territorio, perché no, sarebbe bene. In molti la vedono come una cosa che sembra, come dire, dividere dall'Italia e quindi non va bene. Ma non credo, perché in Sicilia, in Calabria, anche loro hanno le loro canzoni che ricordano la Sicilia, che ricordano il Lazio, ad esempio Lazio, Stornelli, tutte quelle cose là. Allora noi sì, noi no. Io sarei un po' contraria, ma perché sono italiana, quindi per me l'inno è l'inno italiano. Beh, abbiamo magari anche altri problemi in questo momento, forse non è una prima preoccupazione, quindi non... Secondo me sì, viva le differenze, perché no? Noi a Firenze siamo così, siamo abbastanza contrari a prescindere, anche se abbiamo una tradizione di governo di sinistra. Io sono favorevole. La situazione attuale mostra molto odio nei confronti di tutto ciò che hanno fatto i nostri nonni per unire l'Italia. Questo potrebbe portare, secondo me, a rovinare tutta sta bella cosa che era stata fatta tanti anni fa. Ma la Toscana il suo inno ce l'ha? Che io sappia no, però mi voglio impreparato, mi dovrei informare. Io sono per la Fiorentina, posso cantare l'inno della Fiorentina, Garriscio al vento e l'avaro viola. L'inno della Fiorentina non è proprio la stessa cosa. Adesso le immagini di disagi in autostrada stamattina a causa di un tamponamento tra il veneziano e il padovano in direzione Milano per cause al vaglio della polizia stradale. C'è stato lo scontro tra tre veicoli, uno dietro l'altro, un vero e proprio tamponamento che ha determinato un imbuto obbligatorio in un orario peraltro di punta, facendo raggiungere gli 8 km di lunghezza alla coda poco dopo le 9:30. Non una coda ferma, a tratti il traffico scorreva a passo d'uomo, ma è stata un'altra giornata, ovviamente una mattinata di disagio in autostrada. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Domenica. Rieccoci in studio in diretta per parlare dell'operazione Mare Sicuro, ovvero le forze in campo della Guardia Costiera per il litorale in quest'estate.
È partita lo scorso 16 giugno e si protrarrà fino a metà settembre l'operazione Mare Sicuro della Capitaneria di Porto, che vede un importante dispiegamento di uomini e mezzi per la tutela della salute pubblica in mare lungo tutta la costa veneziana. Stiamo mettendo in campo 21 unità per tutta la direzione marittima, 103 militari impiegati tutti i giorni in mare, più di 70 militari impiegati a terra per effettuare controlli in sinergia mare-terra. Un centinaio le sanzioni già erogate nel tratto di mare tra Lido e Pellestrina, quasi tutte imbarcazioni da diporto che non rispettavano la distanza dalle aree riservate alla balneazione. Una regola che fatica a entrare in testa ai diportisti, spiegano dalla Guardia Costiera, ma non di meno fondamentale per la sicurezza di tutti. La navigazione in prossimità delle spiagge frequentate da bagnanti è vietata, perché può comportare pericolo per i bagnanti stessi. L'obiettivo dell'operazione non sono però le multe, garantiscono dalla Capitaneria, ma la diffusione di una cultura della sicurezza in mare. Alle imbarcazioni che hanno superato con successo i controlli verrà quindi consegnato un bollino che eviterà ulteriori ispezioni. Riflettori puntati anche sui comportamenti dei bagnanti, invitati a rispettare alcune regole basilari a tutela della propria incolumità dal vice campione mondiale di nuoto sui 25 km, Matteo Furlan. Quando si accede al mare è importante sapere i propri limiti e conoscere le proprie capacità, quindi bisogna sempre fare un'attenta valutazione di quello che si sta per compiere e dell'attività che vogliamo fare, altrimenti si rischia la vita e comunque non è una cosa da sottovalutare mai. Allora a Castelfranco è stata scoperta una casa a luci rosse. Appartamento a luci rosse scoperto dai carabinieri di Castelfranco Veneto. Ci andavano in pausa pranzo operai, impiegati e professionisti che pagavano la prestazione sessuale dai 30 ai 50 euro. Prezzi stracciati, a prostituirsi 2 donne cinesi di 33 e 38 anni senza permesso di soggiorno. La casa ad appuntamenti nel quartiere di Borgo Pieve, dove degli italiani avevano affittato l'appartamento a una cinese di 43 anni domiciliata a Milano. Affitto poco più di 400 euro al mese, cifra che la donna, di fatto la maîtresse, intascava in mezza giornata, visto il giro di clienti, una decina al giorno. Un via vai in uno dei condomini di fronte alla stazione che andava avanti da almeno 6 mesi e che ha insospettito i residenti. Le segnalazioni ai carabinieri hanno portato alla scoperta dell'attività illecita di cui nel quartiere i più non si erano accorti. Tutto bene a chiuderlo? Certo, anche mossa, però piuttosto di vedere sulle strade forse meglio quelle stanze là. Non va bene così, come facciamo qua? Dove siamo? In che paese? Di meraviglia? Facciamo queste cose brutte, non si fa. No, io non accetto questa cosa. La gente seria che lavora non fa queste cose, quindi io poi sono contraria all'uso della donna come oggetto. La 43enne cinese è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le 2 connazionali sono già state accompagnate dai militari nel CIE di Ponte Galeria, vicino Roma, da dove saranno rimpatriate. Al vaglio la posizione dei proprietari dell'appartamento. I carabinieri stanno svolgendo approfondimenti per arrivare alla confisca. Bimbi giovani, giovanissimi, anche in sovrappeso oppure obesi, e la colpa, secondo uno studio scientifico dell'Università di Padova, è delle mamme. Agli occhi di tutte le mamme i figli sono i più belli del mondo. Qualche volta però questi occhi tradiscono, non facendo suonare un campanello d'allarme importante, soprattutto riguardo al peso. Sul peso e il sovrappeso dei bambini si è concentrato uno studio elaborato da Dario Gregori, professore del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari dell'Università di Padova, che ne ha recentemente pubblicato i risultati nella rivista internazionale Obesity. Arruolati 2.720 bambini tra i 3 e gli 11 anni in 10 nazioni del mondo, compresa l'Italia, più di 770 sono risultati obesi. Ne è emerso che più della metà di questi bambini non sono percepiti come tali dalle proprie madri. In Italia questo dato arriva all'80%, sono quindi solo 2 mamme su 10 ad accorgersi che un corretto stile alimentare potrebbe aiutare i loro figli. La misperception è un fattore influenzante sulle scelte da adottare, ha concluso lo studio del BO, che sollecita politiche di salute pubblica che partano dalla presa di coscienza dei genitori. Siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento con 20 e 10 questa sera per parlare di Treviso e del primo consiglio comunale che andrà in scena domani, della nuova era di Mario Conte, con Roberto Grigoletto, consigliere comunale del Partito Democratico, e Riccardo Barbisan, consigliere comunale della Lega Nord.
È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prevale un tempo asciutto sulle nostre regioni, anche se qualche disturbo ci sarà. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tanto sole, il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori, specie al mattino. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità ovunque, con cielo spesso coperto e anche con qualche rovescio sul Bellunese. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 20 e 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione il cielo infatti si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto, con qualche pioggia sparsa ma piuttosto frequente, possibile in particolare sui settori alpini e prealpini. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 19 e 22 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato con cielo poco nuvoloso sui settori meridionali, qualche addensamento in più invece sulle aree montuose di confine, anche con qualche acquazzone associato. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra 24 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.